e chiamerà a raccolta le energie di una società, mobiliterà le risorse che una società ha, chiederà a ciascuno di spendere il meglio di sé, metterà in moto uno sforzo collettivo, perché così si tira fuori un paese, no? Beh, ma questa idea della politica così, che è fondata sul protagonismo della gente, sulla partecipazione, beh, il momento in cui bisogna farlo valere è prima di tutto una campagna elettorale. Perché se facciamo questo noi possiamo parlare con milioni di persone, possiamo far arrivare a milioni di persone la nostra voce, le nostre proposte, la nostra richiesta di voto, le nostre ragioni. E abbiamo ragioni forti, perché non ci mancano le proposte su temi che riguardano la vita quotidiana della gente, dal lavoro all'impresa, al reddito, all'immigrazione, alla sicurezza, al fisco, ai servizi. Su ciascuna di queste cose siamo in grado di dire quello che vogliamo. Non ci manca un'esperienza amministrativa in tantissimi comuni, anche nel Veneto governiamo, a partire da Venezia dove si voterà adesso, e abbiamo dimostrato di saper governare. Abbiamo una classe dirigente credibile. Qui questa sera siamo tutti insieme a Lucio Tiozzo. Lucio Tiozzo lo conoscete bene, un uomo che ha accumulato nella sua esperienza politica e umana un'esperienza di dirigente politico, di amministratore, di consigliere regionale, è in grado di rappresentare bene la sua terra, le ansie, le aspettative, le domande che i cittadini esprimono. E presentiamo una squadra di candidati che ha questa qualità, questa forza, come c'è la Luce. Abbiamo fatto la scelta di un candidato presidente, Bortolussi, che è la scelta di un partito che scommette su un rapporto aperto con la società. Bortolussi non è un uomo della politica in senso stretto, come non lo è Orsonia Venezia. Abbiamo fatto la scelta di aprire a candidature che, come dire, coinvolgessero ancora di più la società civile, i suoi mondi, le sue articolazioni, le sue espressioni, no? Bortolussi è l'espressione di quel vasto ceto medio produttivo di artigiani, imprenditori, commercianti che nel Veneto è tanta parte di questa società. Orsonia è l'espressione di quella, diciamo, borghesia intellettuale veneziana che è tanta parte della società di Venezia. E abbiamo quindi tutte le ragioni per andare a chiedere un voto, non abbiamo nessuna ragione di timidezza, non abbiamo nessuna ragione di atteggiamento difensivo. Anzi, io penso che dobbiamo essere all'attacco, dobbiamo esserlo con molto vigore, perché le ragioni stanno dalla nostra parte. E dobbiamo chiedere il voto, finisco davvero, chiedere il voto, cos'è qual è? Parlato adesso di Tiozzo. Quella firma non lascia stare, dobbiamo parlare sempre di quella menata lì, è chiarissimo che non parliamo dei problemi del paese, non parliamo dei problemi delle liste. Guardate, la gente si è stufata di questa rissa delle liste. Fa bene evocarlo, perché la vicenda delle liste ci mette di fronte a un problema di cui dobbiamo essere consapevoli, al paese dobbiamo dirlo. Questo è un paese diretto da una classe dirigente che con questa vicenda della lista ha dimostrato di non avere nessun senso dello Stato, nessun senso delle istituzioni. Non ci sono più regole, non ci sono più norme, non ci sono più leggi, non ci sono più certezza del diritto, non ci sono più trasparenza degli atti. Guardate, quello che è successo in questi giorni è grave, al di là del problema lista non lista. Quello che è successo in questi giorni è grave, perché? Perché Berlusconi magari non se ne rende nemmeno conto, perché è un uomo che ha una grande cultura politica e istituzionale. Quel comportamento che travolge ogni legge, ogni regola, ogni procedura, che cosa mina? Mina il fondamento di una società, perché guardate che una società sta insieme sulla base di un principio. Ciascuno si sente parte di una comunità e di una società in quanto abbia la certezza che le regole che si applicano a lui sono le regole che si applicano agli altri. E una persona si riconosce in una società e ne accetta le regole perché sa che quelle regole sono uguali per tutti. Se si rompe questa cosa, in questi giorni si è rotta questa cosa, dissolvi qualsiasi idea di coesione, di condivisione, metti in discussione l'idea stessa che una comunità possa stare insieme, perché se vale il principio che l'unica regola è quello che conviene a me, ciascuno ha la sua convenienza e ogni convenienza è legittima come l'altra, no? Quindi è grave quello che è successo, e quello che è successo
ci deve sollecitare allora a accelerare ancora di più la costruzione di un'alternativa politica, ed è l'ultima cosa appunto che volevo dire. Noi dobbiamo chiedere un voto per dare a ogni regione presidenti e guide che siano in grado di dare risposte ai problemi della gente nella crisi, ma dobbiamo sapere che il voto delle regionali, oltre che per questo, ha anche un significato politico che va oltre le regionali stesse, perché per come è fatta la politica italiana le elezioni regionali hanno sempre avuto un'incidenza sulla situazione politica. Nel 2000 la vittoria della destra alle elezioni regionali aprì alla destra le porte per la vittoria politica nel 2001. Nel 2005 la nostra vittoria nelle regionali ci diede lo slancio per vincere le politiche nel 2007. Questa volta non ci sono elezioni immediatamente successive, ma però l'incidenza ci sarà. Andiamo a votare in 13 regioni, 11 delle quali governate dal centro-sinistra. È chiaro che questo voto ha un grande impatto, perché se noi teniamo le nostre posizioni, o gran parte delle nostre posizioni, beh, questo ha un impatto. Se invece la destra dovesse farcela a conquistarci delle regioni, lo scenario cambia, no? Quindi, e io penso che ci sono tutte le condizioni perché noi possiamo avere un buon esito. Ci sono le condizioni perché possiamo vincere nella maggioranza delle regioni che vanno al voto, ci sono le condizioni perché possiamo vincere in molti comuni, in molte città che vanno al voto, come Venezia, e quindi che ci sia un esito elettorale che ci mette nelle condizioni all'indomani del voto di accelerare la costruzione di un'alternativa. Tra l'altro noi a Venezia e in alcune regioni stiamo sperimentando anche, come dire, la costruzione di uno schieramento di alternativa più largo in grado di competere con Berlusconi per il governo del paese. Abbiamo fatto l'accordo con l'UDC a Venezia, in Piemonte, in Basilicata, nelle Marche, in Liguria, in altre città che votano. No? È un passaggio importante. Se noi abbiamo un esito elettorale che ci premia, beh, quel cantiere sarà incoraggiato ad andare avanti e si accelererà la costruzione di un'alternativa di cui appunto alla luce della vicenda delle liste questo paese ha un bisogno estremo. Ecco, io penso che sono queste le tante ragioni che abbiamo e che dobbiamo spendere, e allora vediamo di farle arrivare agli elettori, e questo è quello che dobbiamo fare in queste 2 settimane. Mettiamocela tutta come sappiamo fare noi, mettiamoci al lavoro pancia a terra, non designiamo ogni impegno, ogni energia, ogni sforzo, perché l'esito del 28 marzo dipende in buona misura da quello che sapremo fare noi, e noi abbiamo tutte le possibilità, perché abbiamo tanta gente, abbiamo tante energie, tanta intelligenza, tanta passione, tanta generosità. Se mettiamo in movimento tutto, noi ce la possiamo fare. Grazie.